Il TAR del Lazio dà lo stop alla realizzazione del bacino sul torrente Onte, affluente del Retrone, le cui piene nel recente passato hanno dato non pochi problemi alla città di Vicenza. Sentenza che di fatto blocca momentaneamente questo tassello dell'operazione anti-alluvioni sulla città, rimandando ad ulteriori valutazioni sull'impatto ambientale. La cassa di espansione per mettere in sicurezza Vicenza è prevista nell'ambito del progetto della TAV, contro cui aveva presentato ricorso Italia Nostra, ricorso accolto appunto parzialmente. Siamo molto preoccupati perché delle tante questioni che venivano sollevate nel ricorso e che sono state affrontate dal TAR, soltanto una è stata confermata da parte del TAR appunto, ed è l'allungamento dei tempi per il bacino sull'Onte. Di fatto viene stoppata l'ordinanza che aveva portato ad anticipare questa opera così importante, l'unico bacino che è già in programma e in costruzione sull'asta fluviale del Retrone. Tutti abbiamo visto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, quanto il Retrone faccia paura, perché è un fiume che cresce con le piogge di pianura, un bacino che è già progettato, che era già in partenza per i lavori e che adesso non sappiamo quando potrà partire. L'obiettivo era quello di giocare d'anticipo per quanto riguarda la realizzazione del bacino inserito nei lavori TAV, progettato sia per proteggere la nuova linea ferroviaria sia per la difesa idrogeologica della città. Si tratta dell'unico bacino che incide sull'asta del Retrone, intervento che aveva anche ottenuto l'ok all'anticipazione sul cronoprogramma dei lavori. Siamo veramente preoccupati perché se ci dovesse essere un'alluvione magari fra 1 anno e mezzo, 2 anni, a causa del Retrone che esonda e magari proprio a causa di questo ritardo, sarebbe imperdonabile. Noi abbiamo bisogno di interventi di difesa idrogeologica, di interventi come questo, perché il nostro territorio è fragile. Avevamo ottenuto insieme alla Regione, al Consorzio di Bonifica, da parte di IRICAV e di RFI la scelta di anticipare questo intervento. Speriamo davvero che adesso l'iter non diventi troppo lungo e si possa procedere con grande celerità.